Il primato della Marca sta ancora una volta nei numeri, quelli del rapporto Comuni Ricicloni 2022 presentato all'ex convento San Francesco per l'Ecoforum di Legambiente. In Veneto non ce n'è per nessuno. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro di questa speciale classifica il comune di Refrontolo, con soli 39 kg pro capite non riciclati e con una raccolta differenziata del 92%. Tra i comuni fino a 15.000 abitanti in Veneto, il migliore è San Biagio di Callalta, fino a 30.000 e Vedelago, seguito da Preganziol, Paese e Villorba. Una bella soddisfazione per la nostra comunità e grazie va ai cittadini, agli imprenditori, ma soprattutto va alle scuole che stanno intensificando appunto l'educazione al riciclo. Montebelluna è prima fra le città venete con 62 kg abitante a smaltimento e il 90% di raccolta differenziata. Seguono Castelfranco, Mira, l'unico non trevigiano in top 5, e Conegliano. Per noi ovviamente è fonte d'orgoglio. Il merito però va tutto ai cittadini che quotidianamente fanno una raccolta differenziata d'eccellenza. Quinto posto per le città a Treviso, che però è primo fra i capoluoghi di provincia. Siamo veramente contenti di questo e devo ringraziare chiaramente i cittadini per il gran lavoro. Ringrazio Contarina Priula sicuramente per l'attività e la gestione e ringrazio anche ovviamente i dipendenti. Eppure, afferma l'assessore, ci sono margini di miglioramento. Abbiamo sempre più alto numero di turisti e quindi dobbiamo riuscire a coinvolgere anche i turisti in quello che è una differenziata, perché chiaramente questo potrebbe essere un dato importante. Titolo speciale di patrimonio mondiale UNESCO rifiuti free alle colline del Prosecco, ma tutti i comuni della Marca sono nella zona alta della classifica, dalla Pedemontana alla fascia orientale. Breda storicamente è sempre stata tra i primi posti, quindi quest'anno 10°, l'anno prossimo sarà migliore, insomma, l'importante è continuare con queste azioni. Un lavoro di consapevolezza svolto negli anni, tra i precursori il nostro consorzio ha avviato la raccolta differenziata ed oggi è una realtà evidente che fa da capofila per l'intero paese.